Venite, gentili ospiti, e andiamo qui, dove ti ho preparato ben altra sorpresa, degli artisti. Oggi questa iniziativa del parco si chiama Romantico ed è stata dedicata a questo posto, questo parco giardino ottocentesco che con i lavori fatti di recente appena terminati dal Parco del Mincio è stato un po' ridisegnato nella sua forma originale di giardino romantico. Abbiamo abbinato a questo evento un evento che fosse coerente con questo tema, quindi con l'organizzazione artistica, che fra l'altro è la stessa che organizza il Castellaro Basker Festival, che sarà fra una settimana. Abbiamo declinato alcuni momenti di arte nel giardino dedicati al tema del romanticismo, quindi sono coppie di artisti che si sono esibiti. Siamo molto contenti, è un evento che probabilmente riproporremo il prossimo anno perché è un ottimo modo per promuovere questo luogo che per il Parco del Mincio è importante, perché qui realizziamo il centro di reintroduzione della cicogna bianca, quindi è stato molto bello vedere una grande partecipazione al primo percorso. Quello serale sarà più suggestivo perché sarà quasi al buio. È un itinerario naturalistico appunto dedicato al romanticismo, al romantico appunto come il titolo della manifestazione. Saranno 4 tappe, sono 4 tappe artistiche fatte esclusivamente da coppie di artisti, quindi coppia uomo-donna, tra cui una coppia di clown, ci sarà una coppia sui trampoli, una coppia che ormai ha girato per parecchi festival in Italia, che è la Fata in Gabbia, dove in gabbia c'è una fata con le ali luminose che viene liberata, e in ultima postazione abbiamo la nostra postazione più importante, quella di Angelo Gallocchio, che è musicista Hang, che ha vinto anche 2 volte il festival di Ferrara. Ospiti che ritroveremo ovviamente a Castellaro, siamo sempre noi di Made Eventi gli organizzatori, e speriamo che l'itinerario sia piaciuto, che piaccia anche l'anno prossimo, visto che sicuramente hanno già detto che sarà riproposto.